Siamo giunti alla terza corsa doppio chilometro, questa volta per cavalli di 2 anni. 2 i ritiri, quelli di Iside dei Greppi e di Jupiter Trio, 1 Easton Q, 2 Idaho P, 3 Isidora OP, 4 Isidora OP, scusate, 5 Incolwise AS, 6 Iginio F, seconda linea, 8 iDream, 9 Ibrahimovic, i favori sono per Iginio F. Alternativa principale, Incolwise AS, macchina che intanto prende velocità. E in avvio c'è subito lotta fra Easton Q all'esterno Idaho P e più a largo Iginio F. Parte bene dalla seconda linea anche Ibrahimovic. Si accoda in seconda posizione intanto Idaho P, rimane all'esterno scoperto invece Iginio F, che punta dritto su Easton Q seguito da Ibrahimovic. Se ne vanno i 200 iniziali in 15,9 con Iginio P con calma va su Easton Q, lo sopravanza dopo 350 metri all'esterno, c'è la presenza ora di Ibrahimovic. Quarto iniziale che se ne va in 32,2, Ibrahimovic gradualmente si porta a ridosso di Iginio. Intanto cavalli che affrontano la seconda piegata con Ibrahimovic che va sul leader, 47,7 il passaggio ai 600, cerca di mantenere il contatto lungo la corda Easton Q, non trova spazio per accodarsi Ibrahimovic ed è costretto così all'esterno, più indietro segue Idaho OP. Sempre al largo Ibrahimovic che ora torna aggressivo a ridosso di Iginio OP dopo un primo giro in 1-3-1. Si avvicina il chilometro iniziale, ha spostato all'esterno anche Isidora OP, 1.19,9 per i primi 1000 metri di gara. E sempre all'esterno Ibrahimovic a ridosso di Iginio OP alla corda Easton Q, in seconda pariglia esterna c'è Incolwise S seguito da Isidora OP, mentre in corda seguono Idaho OP e iDream. Parziale ora in 15,7, si affronta la penultima piegata, accenna per un attimo alla terza ruota Incolwise S e ora scatta deciso quando siamo a 600 dalla conclusione, sopravanza Ibrahimovic ormai stanco, a contatto del leader sempre Easton Q, accelera però Iginio F e al paletto dei 400 metri finali, parziale in 15,5. Numero 5 Incolwise S squalificato. In seconda posizione Easton Q, sbaglia anche Idaho Numero OP, 3 restano in 4 in Idaho OP corsa, squalificato. con Iginio F in vantaggio che entra nettamente in testa in addirittura d'arrivo. Iginio F seguito da Easton Q, ultimi 100 metri di gara per il leader favorito che non ha problemi, viene a concludere netto vincitore. Iginio F, Enrico Bellei, secondo posto per Easton Q, mentre al terzo finisce iDream, 1.19,2, 30,5 la chiusa, tutto davvero molto semplice per Iginio F, che dà così seguito all'ottimo debutto. Enrico Bellei in percorso di testa, da netto favorito, vince questa terza corsa riservata ai puledri di 2 anni. Il training è quello di Maria Natinchi per conto della signora Francesca Crispino.